Fuori dal tribunale lo striscione, la lotta per la casa non si arresta. Una decina di militanti dei centri sociali hanno atteso la sentenza del processo per direttissima dei due attivisti arrestati dopo gli scontri con la polizia durante uno sgombero di una casa occupata in via Palestro. Il giudice ha convalidato l'arresto e scarcerato i due esponenti del collettivo ex Gramigna. I due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiana in questura. Dopo le tensioni delle scorse ore la situazione sembra essere tornata alla normalità. Il questore di Padova, Paolo Fassari, ha difeso l'operato degli agenti che ieri sono intervenuti per garantire lo sgombero di una famiglia africana che occupava abusivamente un alloggio Ater nel quartiere Palestro. Io non credo di dover dire niente se non quello che noi facciamo il nostro lavoro. Facciamo il nostro lavoro nelle condizioni e nei momenti in cui ci viene richiesto e in cui non possiamo non farlo. Poi i problemi umani, i problemi di perché succede, il perché si arriva a questo, noi non siamo né il Parlamento né chi fa le leggi, noi siamo chiamati in determinati contesti a fare il nostro lavoro e quindi siamo chiamati a farlo. Scordatevi che a noi ci piace fare male alla gente, noi obbediamo alle leggi, al di là di come si chiamano i ministri, le leggi ci ritenevano che questo dobbiamo fare, ci fa piacere che un vertice approvi il nostro operato, se no cambiamo mestiere, però diciamo che abbiamo fatto il nostro a prescindere da chi lo governa. Sullo sgombero di Padova era intervenuto nelle scorse ore anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Avanti con gli sgomberi degli occupanti abusivi, nessuna tolleranza per i violenti, ha scritto in una nota il capo del Viminale. Nello stesso parere il presidente della Commissione Giustizia al Senato, il padovano Andrea Ostellari. A Padova anche ieri si è registrato quello che non vogliamo più che debba accadere. Centri sociali che difendono l'indifendibile, difendono la violenza. Usano ovviamente metodi antidemocratici per difendere anche peraltro chi ha abusivamente occupato. Noi diciamo basta a quelle azioni e diciamo avanti con gli sgomberi di chi ha abusato.